Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura la cronaca, il corpo di un uomo senza vita è stato trovato questa mattina intorno alle 7:30 in laguna a Lignano. Immediato l'intervento della Capitaneria di Porto di Lignano Sabbiadoro che ha raggiunto il corpo di una persona semisommersa nelle acque. Si tratterebbe di un uomo che pare stesse pescando una persona di cui si erano perse le tracce nel tardo pomeriggio di ieri. L'allarme è scattato nel momento in cui era stata avvistata un'imbarcazione senza persona a bordo nella zona compresa tra Aprilla Marittima di Latisana e Marano Lagunare. Dopo l'allerta sono entrati in campo i vigili del fuoco per una prima ricerca nel timore che la persona a bordo del natante fosse finita in acqua. L'attività di ricerca però non aveva dato alcun esito. Questa mattina il rinvenimento della salma. E un uomo di 54 anni è morto sempre questa mattina intorno alle 10, colto da un malore fatale, probabilmente un arresto cardiocircolatorio mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta durante un'escursione. Si è sentito male e si è fermato lungo la ex strada provinciale 8 a Monrupina in prossimità del Monumento dei Caduti, in località Zolla. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno chiamato il 112. A prestare i primissimi interventi di aiuto sono stati due medici che stavano transitando in zona. Sul posto sono intervenuti poi immediatamente i sanitari inviati dalla Sores di Palmanova, sul posto anche i carabinieri del Norm della compagnia di Aurisina per la viabilità e supporto insieme ai colleghi della stazione di Opicina. A perdere la vita un uomo residente a Duino, Aurisina. Ed è lutto a Nimis per la morte improvvisa di una donna di 46 anni. L'allarme è scattato intorno alle 20:30 di ieri quando il marito che era con lei l'ha trovata a terra priva di sensi nella loro abitazione. Inutili purtroppo i soccorsi, la donna ha riportato lesioni alla testa cadendo a seguito dell'infarto. E ora passiamo alla decisione della Giunta regionale che ha stanziato 15 milioni di euro per il recupero delle liste d'attesa i cui tempi si sono allungati causa Covid e al contempo punta la stessa Giunta a risolvere l'atavica fuga di pazienti verso altre regioni con un accordo nuovo con le strutture private. Sentiamo. Una sfida nuova è collegata alla pandemia, il recupero delle liste d'attesa bloccate dall'emergenza Covid e quella storica della fuga dei pazienti verso altre regioni. La Giunta regionale, su proposta del vicepresidente Riccardo Riccardi, ha approvato 2 delibere con il piano operativo regionale per il recupero delle liste d'attesa e l'accordo triennale 2021-2023 tra la Regione e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati. Sul fronte della nuova sfida, la pandemia ha portato una riduzione del 24% dell'attività chirurgica programmata e del 16% di quella ambulatoriale con tempi più lunghi per gli screening di secondo livello. L'obiettivo, utilizzando le strutture private accreditate, è di arrivare ai volumi pre-Covid entro dicembre. Il motivo dei tempi è legato ai protocolli che comunque rallentano i tempi delle prestazioni e poi al personale impegnato nella campagna vaccinale. Con la delibera si darà il via all'assunzione di personale a tempo determinato con contratto di lavoro autonomo, l'acquisto di prestazioni aggiuntive dal personale sanitario dipendente e l'acquisto di prestazioni extra budget dal privato accreditato a fronte di specifico accordo. Sul piatto la Giunta ha messo 15 milioni di euro. Per quanto riguarda la spesa pro capite del privato in FVG è di 54 euro contro i 111 del Veneto e i 146 del resto del paese. Da qui, ha spiegato Riccardi, emerge una maggiore competitività di altre regioni con relativo esodo di pazienti che si traduce nel 2019 in 91 milioni di euro di spese a carico del Friuli Venezia Giulia, di cui il 62% è andato al Veneto. La seconda delibera quindi consentirà alle aziende di contrattualizzare con i privati accreditati le prestazioni con elevate liste d'attesa e che incidono sulla fuga extraregionale, con l'obiettivo di recuperare la spesa privata accreditata che la regione paga al privato di altre regioni. Torniamo alla cronaca. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a seguito di un incidente stradale che si è verificato alle 6:20 di questa mattina in via Orsari all'altezza del civico 17 nel comune di Premariacco lungo la viabilità proveniente da Manzano. Per causa in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cividale, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro un albero a bordo strada. Dal distaccamento di Gemona dei vigili del fuoco sono partiti 2 mezzi, una di queste persone è in condizioni gravi ed è stata trasportata in volo all'ospedale di Santa Maria della Misericordia. L'altra persona è stata trasportata al nosocomio con l'ambulanza.
e versa invece in gravissime condizioni, in pericolo di vita, un centauro residente a Trieste di 45 anni che ieri sera è finito fuori strada in Varresi, lungo la provinciale che serve la frazione di Potclanaz, lungo la ex strada provinciale 42. Pare che il motociclista abbia perso il controllo della sua due ruote per evitare l'impatto con un animale selvatico, un capriolo che ha attraversato la carreggiata. A prestare le primissime cure sono stati alcuni residenti che hanno avviato le prime manovre di rianimazione. Subito dopo è stato allertato il 112. L'equipaggio dell'ambulanza, giunto poco dopo dal nosocomio di Tolmezzo, ha stabilizzato l'uomo che è stato trasportato in gravi condizioni al capoluogo carnico. Sul posto anche i vigili del fuoco di Gemona e di Tolmezzo e i carabinieri della compagnia di Tarvisio alla stazione di Moggio Udinese. E ora vi facciamo vedere un'immagine curiosa, un video di una fototrappola installata da una famiglia di Pasian di Prato, in prossimità del cancello della propria abitazione, che ha ripreso questa notte l'incursione di una volpe. I tratti sono inconfondibili, come spiega lo zoologo Luca Lapini del Museo di Storia Naturale di Udine. Questi animali sono piuttosto comuni, dice Lapini, nelle città dove si aggirano in cerca di cibo, spesso dell'immondizia. L'animale si vede fare, come vedete da queste immagini, una rapida incursione in strada al limitare di un complesso residenziale in un'area interna a cui si accede dalla strada principale. E ora ci trasferiamo ad Aiello del Friuli. Dopo secoli sparisce la storica strada bianca di Novacco, un borgo rurale abitato da una trentina di persone. A disporre un speciale rifacimento della viabilità per evitare la troppa polvere è stato il comune. L'intervento di ripristino sarà eseguito con uno speciale conglomerato e non con l'asfalto. Sentiamo. È uno dei pochi abitati del Friuli dove volutamente la strada di accesso è stata lasciata come un tempo, mai asfaltata. È Novacco, un borgo di Aiello del Friuli che ha il suo cuore in uno stabile in linea che un tempo ospitava un mulino d'acqua e dove oggi vivono poco più di 30 persone. La strada è stata mantenuta bianca per secoli, dice il sindaco Andrea Bellavite, ma adesso il problema della polvere è diventato insostenibile per le persone e anche per le automobili. Così, grazie a un contributo legato al piano paesaggistico erogato dalla Regione, stiamo realizzando una ristrutturazione della viabilità. Non si tratta di un'asfaltatura che rovinerebbe le caratteristiche rurali di questo borgo, ma della stesura di un conglomerato, un materiale particolare e anche particolarmente costoso che, come effetto ottico, restituisce quello di una strada bianca. Le opere si concluderanno nell'arco di pochi giorni. Torna al Teatro Verdi di Pordenone per il 6º anno consecutivo la più famosa e celebrata orchestra giovanile del mondo che preparerà in Friuli il tour estivo con concerti a Villamanin, Gorizia e Pordenone. Con 116 musicisti di 20 diverse nazionalità, di età compresa tra i 18 e i 27 anni, torna al Teatro Verdi di Pordenone per il 6º anno consecutivo la più famosa e celebrata orchestra giovanile del mondo, la Gustav Mahler Jugendorchester, che seleziona e raggruppa i migliori giovani musicisti europei, sarà in residenza al Verdi dal 6 al 18 agosto, grazie all'importante sostegno di Regione e Promoturismo e con la collaborazione del Comune. Pordenone come ente di produzione di questa partnership principale con la Gustav Mahler Jugendorchester ai vertici delle capitali europee della musica, per cui una città di 50.000 abitanti è il motore di ciò che fanno Dresda, Lucerna, Salisburgo, Amsterdam o Berlino. Il teatro ospiterà le prove del Summer Tour 2021, tournée internazionale che toccherà le città di Bolzano, Salisburgo, Weimar, Amburgo e Dresda, per concludersi il 2 e 4 settembre sul palco del Teatro Pordenonese. Ma prima ci saranno altri 2 concerti in regione, a Villamanini il 13 agosto e al Teatro Verdi di Gorizia, che si appresta a diventare con Nova Gorizia capitale europea della cultura 2025, il 14 agosto. Non mancheranno, come di consueto, anche alcuni momenti musicali espressamente pensati per il centro storico di Pordenone nella serata del 12 agosto, una scelta che è stata particolarmente sottolineata e apprezzata dall'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, che ha rilevato come il Verdi diventa così anche uno dei principali fornitori di contenuti culturali per altre località della regione.
Restiamo a Pordenone, nella sua provincia, e parliamo sempre di musica. Un appuntamento speciale per i fan di Vasco Rossi il 9 e il 10 luglio a Villa Varda di Brugnera, dove andrà in scena il V-Day con tanti ospiti e cover band legate al rocker di Zocca. La stessa villa a settembre ospiterà un festival sull'arte e la musica indipendente. Villa Varda a Brugnera sarà per un weekend la capitale del rock targato Vasco Rossi. L'evento, intitolato V-Day Nord-Est Reunion Festival, andrà in scena il 9 e 10 luglio ed è organizzato dall'associazione culturale Racconti del Nord-Est, in collaborazione con il comune di Brugnera e il supporto dell'azienda Modulnova. La direzione artistica è affidata a Pasquale Neri. Il programma della manifestazione, 10 euro a giornata al costo del biglietto, prevede l'apertura dei cancelli venerdì 9 luglio alle 16 e alle 18:30 l'esibizione di Andrea Innesto, detto Cucchia, con il suo sax, accompagnato dalla cover band Nuovo Fronte del Vasco. Alle 20:30 salirà sul palco la Rockstar Vasco Tribute Band e alle 22 il Gallo Team in concerto, la band di Claudio Golinelli, lo storico bassista di Vasco. Sabato 10 si riparte alle 15 con alcuni ospiti a sorpresa e alle 18 il concerto dei Bella Prica con il Vasco Rossi Tribute Live 1998 Imola. A chiudere la 2 giorni rock sarà Steve Barnes, il chitarrista americano diventato la chitarra di Vasco, accompagnato da Paola Zadra al basso e Paolo Muscovi alla batteria. Ma non è tutto, perché Villa Varda sarà protagonista, con la stessa organizzazione, anche di un altro evento, il Fosar Festival, in programma il 4 e 5 settembre, una manifestazione che mira a promuovere l'arte in ogni sua forma e la musica indipendente. E oggi a Udine va in scena la giornata più lunga dell'anno, iniziata questa mattina con il consueto concerto del risveglio, esibirsi sul plateatico di Piazza Libertà davanti a tantissime persone che hanno voluto svegliarsi all'alba. È stata la pianista Rita Marcotulli che ha incantato per un'ora gli spettatori. Da questa mattina sono iniziati anche i saldi estivi e questa notte nel capoluogo friulano per la Notte Bianca si esibirà l'artista Max Gazzè. Vediamo allora, sentiamo anzi il concerto del risveglio, un breve estratto e lo ascoltiamo, alcune note suonate da Rita Marcotulli. E su queste note concludiamo il nostro telegiornale. Vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione. Ci vediamo stasera alle ore 19. Grazie, arrivederci.